Villa Sulis, residenza signorile del XVI secolo, si trova in località Costa. È sede della Scuola per la Ceramica di Villa Sulis e dal 2018 ospita la raccolta archeologica con ceramiche risalenti al tardo Rinascimento. La villa attualmente è adibita a centro culturale ed ospita mostre e convegni. La sala al primo piano è stata intitolata a Manuela Comino, giovane vittima del sisma del 1976. La mostra è costituita da 5.000 frammenti ceramici rinvenuti in località Cruz tra gli anni 70 e 80 e i resti sono attribuiti a scarti di fornace. Tra il 1999 e il 2001 l'amministrazione comunale, in collaborazione con la Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, ha creato il progetto Castelnovo, concretizzato con la realizzazione della mostra, aperta poi al pubblico dal 2018. La produzione castellana sembra essere stata specializzata nella fabbricazione al tornio di stoviglie e oggetti di uso domestico, legati in particolare alla mensa. Troviamo manufatti di forma aperta, come ciotole, bacini e piatti. Non mancano anche quelli di forme chiuse, come boccali, versatoi, ollette e brocchette, e frammenti di recipienti di grandi dimensioni. I motivi ornamentali sono decori geometrici, vegetali, simbolici, soggetti zoomorfi, araldici e ritratti. Per quanto riguarda i colori, si va dal verde al giallo, ricavati da ossidi metallici, con la sporadica presenza di blu ad impreziosire alcune decorazioni. Il progetto di valorizzazione di questi reperti ceramici consiste nell'utilizzare la sede espositiva come laboratorio e sede di attività didattiche che vengono organizzate dalla Scuola per la Ceramica di Villa Sulis, che promuove numerosi eventi durante tutto l'anno, offerti sia ad adulti che ai bambini. Ogni anno la scuola promuove a settembre la festa delle Scudielutes nella chiesa di Madonna dello Zucco. Villa Sulis ospita numerosissimi ed interessanti eventi, come la mostra Il Gno Hort, il mio orto, che valorizza e salvaguardia le pratiche tradizionali di coltivazione, ma anche le varietà antiche e tipiche del luogo, come ad esempio la pregiata cipolla rosa della Val Cosa. Castelnovo del Friuli è chiamato il comune labirinto perché le numerose borgate che sorgono sulle colline sono unite fra di loro con numerose strade e sentieri che si snodano fra splendidi boschi, cascate e torrenti. Può anche capitare di vedere animali autoctoni come cervi, caprioli o cinghiali. La fitta rete sentieristica è meta sia di sportivi e atleti che fanno trekking, mountain bike e corse in montagna, che di amanti delle passeggiate all'aria aperta. Punto di partenza per ogni percorso è l'area ai Pioppi, l'area festeggiamenti che si trova nella frazione di Paludea, sede della Proloco di Castelnovo. Qui si trovano un campo di calcio, uno di tennis e il bike park con la pump track inaugurata a giugno del 2024. L'area è appena stata rinnovata con i nuovi parcheggi attrezzati anche per i camper e dove già si trovano 2 colonnine di ricarica e assistenza per le bici elettriche. La Pump Track è la seconda in Friuli Venezia Giulia ed è un punto di ritrovo per molti atleti, come i nostri 2 mountain biker, Michele Marescutti, campione italiano Elite Master, e Nadir Coledani, campione italiano Elite e atleta olimpico, entrambi originari di Castelnovo del Friuli. La pista è anche aperta a chi vuole cimentarsi in questa emozionante e divertente specialità. Il bike park è gestito dall'associazione MTB Zero Asfalto, che annovera numerosi volontari, grazie ai quali sono stati recuperati numerosi sentieri. Il loro generoso impegno garantisce il mantenimento di percorsi che altrimenti andrebbero perduti a causa della natura prorompente di questi luoghi.
Grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale e l'associazione sono stati tracciati 2 percorsi ad anello permanenti. Uno arancio di 32 km con 1100 metri di dislivello e uno azzurro di 16 km con 550 metri di dislivello. Quest'anno è stata ultimata la segnaletica con l'installazione dei caratteristici portali in legno all'imbocco dei tratti principali e di mappe dettagliate posizionate in alcuni punti chiave del comune. I 2 percorsi, blu e arancio, sono tecnici, a tratti impegnativi, ma comunque divertenti, grazie alla pendenza e ad alcuni salti, e possono essere percorsi anche a piedi, preferibilmente in senso contrario, facendo attenzione ai ciclisti. Una bella passeggiata è la pista ciclabile che dal centro ai Pioppi si collega con il vicino comune di Travesio. Può essere percorsa sia in bici che a piedi, è di facile percorrenza e costeggia il torrente Cosa, offrendo una vista rilassante immersi nel verde. Un importante traguardo di quest'anno è stata l'inaugurazione del sentiero CAI, a cui è stato dato il numero 823 e si collega a quelli già esistenti di Pinzano e di Travesio. Il percorso ad anello è lungo 27 km, con 800 metri di dislivello, con la possibilità di uscita in diversi punti. Il sentiero CAI attraversa tutto il comune, percorrendo la maggioranza dei sentieri più belli. Nel 2023 è stato segnato il percorso 10.000 passi di salute, iniziativa promossa dalla Federsanità Friuli Venezia Giulia, intesa per spingere la popolazione a fare più movimento. Dal parcheggio della località Vigna parte il percorso. Questo percorso è ad anello, lungo quasi 7 km con 200 metri di dislivello. La percorrenza è piuttosto semplice su strada bianca o in alcuni tratti asfaltata, dove attraversa alcune borgate, e per la quasi totalità è immersa nei boschi, garantendo anche l'ombreggiatura nelle calure estive. Il cammino di San Cristoforo attraversa diversi comuni del Friuli occidentale. Il tratto di Castelnovo fa parte del percorso della Pedemontana. Il tracciato attraversa il comune da sud-ovest, arrivando dall'antico Puntic sul torrente Cosa per arrivare a Paludea e da qui, verso nord-est, lungo la borgata di Celante, prosegue in direzione Clauzetto. Quando ci si immerge nei sentieri, oltre la natura, i boschi, gli animali e i ruscelli, si incontrano anche posti incantati, sospesi nel tempo, ricchi di storia e cultura. La borgata di Praforte è raggiunta dagli anelli di mountain bike, dal sentiero 823 ed è raggiungibile anche in auto. Un collegamento molto suggestivo è un sentiero in acciottolato che parte dal Madis, dove c'era l'antica latteria. La borgata di Praforte è ora abbandonata. Rimane visibile l'architettura di un tempo, le case di sassi e ballatoi di legno. La chiesa e il piccolo cimitero del paese sono stati restaurati. La chiesetta alpestre di Praforte venne costruita nel 700 circa ed è dedicata a San Vincenzo. Sempre partendo dal Madis si raggiunge la borgata di Celante di Castelnovo e qui, meta particolare, è Colle Monaco, soprattutto per i pellegrini del cammino di San Cristoforo. Ed è presente la chiesetta bianca dedicata a San Daniele e di cui si ha memoria fin dal 1338. Un altro posto affascinante è la borgata di Davor-Lamont. Il borgo, abbandonato dopo il terremoto e in rovina, è stato riportato alla luce grazie all'impegno dei volontari dell'ANPI, sezione dello Spilimberghese, e dell'associazione Zero Asfalto. Davor-Lamont, che significa dietro il monte, è uno dei luoghi più significativi per la resistenza nel Friuli occidentale. Qui è nata nel 1903 Virginia Tonelli, detta Luisa, medaglia d'oro dal valor militare alla memoria. L'ANPI a settembre del 2023 ha raggiunto un importante obiettivo, posando la pietra d'inciampo davanti alla casa di Virginia Tonelli. Una tappa raggiunta da molti sentieri ed escursioni è la chiesa di San Nicolò, posta nel punto più alto e panoramico del borgo di Vigna e visibile dalla pianura, grazie anche al suo colore bianco candido.
È proprio qui che il nucleo originario di Castelnovo si è sviluppato, intorno al castello, la cui torre è stata trasformata nel campanile dell'imponente chiesa di San Nicolò. In epoca medievale è stato costruito il mastio. Originariamente il castello era composto da una parte sopraelevata, circondata da una cerchia di mura di cui rimangono i resti, e da una parte inferiore, con la chiesa e il borgo, anch'essi difesi da mura. Le mura a livello inferiore sono state abbattute e le pietre riutilizzate per l'ampliamento della chiesa di San Nicolò. Da questa altura si gode un meraviglioso panorama che va dal tagliamento alla pianura sottostante fino ai boschi e alle colline attorno a Castelnovo del Friuli.